Allora, amici bellini, il post partita, abbiamo parlato del VAR, abbiamo parlato di una serie di cose, del VAR, insomma dell'arbitraggio, di quello che alla fine sposta gli equilibri in una partita equilibrata. Se non li spostano gli episodi in una partita così equilibrata, come li sposti gli episodi, ma andiamo a parlare di campo perché possiamo anche vedere nello specifico che tipo di partita è stata con le posizioni in campo. Cominciamo! È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Scusate, bevevo un sorso. Non ho sponsorizzazioni da bevande, assolutamente. Però se volete, io bevo distrattamente dalla tazza del Caffè Napoli 1926 che voi trovate sul fluido.net, che è il mio store ufficiale. Trovate magliette Messico 86, trovate tazze, trovate cose simpatiche che se vi va potete check it out, just check it out, fluido.net. Signori miei, benvenuti a tutti i nuovi, bentornati a tutti i vecchi. Vi chiamo vecchi, ma che significa? Siete semplicemente esperti di cose di campo. Vi ringrazio sempre non solo per il supporto ma per la presenza e per gli spunti, perché se andate a rivedere la live, tra l'altro visto il risultato di 0-0, il risultato ad occhiali come si dice, la live ha addirittura avuto numeri superiori rispetto alla reaction registrata. Perché magari il tifoso, quello là non bellino, quello che capita per caso giusto per vedere come ha reagito Valerio Fluido a questi gol incredibili, non essendoci stati gol, magari in meno persone hanno cliccato sulla reaction, quando invece è una reaction secondo me di ottimo livello proprio di entertainment, perché è divertentissimo vedere io come reagisco al gol sfiorato della Roma, alle occasioni, al palo del Napoli, perché poi dobbiamo vedere poi nello specifico questi XG che si dimostrano così a favore della Roma, poi dobbiamo vederli nello specifico sperando di non dimenticare niente. Ma con un Ambra Bam io andrei direttamente, sbaglia sempre, ma come dopo 50 anni di YouTube continua a sbagliare e c'è sempre la partita sotto che si vede che... Esattamente. Allora, con calma, le scelte di Spalletti. Allora, noi abbiamo capito anche dal post partita che Spalletti temeva molto questa gara, temeva la reazione feroce della Roma, che c'è stata, perché la Roma si è messa uomo contro uomo, stavano lì belli attenti, Guardinghi, Gagliardi, ho sentito commenti dei tifosi della Roma molto soddisfatti, e insomma la partita l'hanno fatta e siamo andati a casa loro a fare una partita maschia, dura, vera. Ovviamente c'era questa sensazione, Spalletti, allenatore esperto, l'aveva preventivato e quindi c'è stato un atteggiamento che è il solito, quello iniziale del Napoli con il 4-3-3, che è un po' un atteggiamento di studio. Io così me la vivo, questa scelta di cominciare sempre 4-3-3 e poi dopo magari nei secondi tempi aiutare un po' di più Osimhen, perché tu dici Osimhen fa reparto da solo, se la può cavare, però in questo caso è stato stretto in una morsa tra Mancini e Ibañez, dove uno tenta l'anticipo, l'altro copre la profondità e lì te l'hanno messo un pochino in difficoltà. Poi Osimhen si è destreggiato, comunque ha creato delle cose, il pressing sul portiere ha portato a una papera di Rui Patricio che poteva portare a un pericolo, ad un certo punto c'è stato anche un contatto che io faccio notare in reaction di cui non parla nessuno, un contatto tra il portiere e Osimhen, dico rigore, forse no, è troppo, è chiedere troppo, ma perché non ci danno quelli là netti, figurati se ci danno quelli là che si vedono appena in diretta e poi non ci fanno vedere i replay. Sono anche i registi che fanno la differenza nella narrazione delle partite. Ma quello che è certo è che il Napoli si mette 4-3-3 con Di Lorenzo sempre ancora all'ennesima partita tutta insieme. Tra l'altro io le pagelle le accennerò, ma le pagelle le andate a vedere su Fan Rating, trovate il link in descrizione. Fan Rating, vota, vinci, gioca, insomma voi fate tutte quelle cose belline, potete partecipare a dare i voti alle squadre, tutte le squadre, non solo alle squadre del Napoli, e poi si tirano le somme, quindi i voti nello specifico li do nel video di Fan Rating. Qua parliamo di come si è svolta la gara e quindi il 4-3-3 bello chiaro nel primo tempo, che poi diventerà 4-2-3-1 nella ripresa,
partita con Di Lorenzo, Rachmani, K2 e Mario Rui. Andiamo per ordine, ovviamente Ospina poco impegnato perché i pericoli sono avvenuti fuori dallo specchio della porta, però una parata bassa la fa, dove subisce anche il fallo sulla mano, e anche lì si poteva dare il secondo giallo ad Abraham se vogliamo, ma andiamo avanti. Anche una parata alta, insomma dà quella sensazione di essere lì disponibile, bella la presenza del portiere che tranquillizza un po' tutti, anche quando devi fare, io ricordo un retropassaggio di Anghissà o di Fabian proprio quasi dalla tre quarti fino ad Ospina, perché stai tranquillo e non c'è problema. Di Lorenzo fa un'altra partita insomma di grande importanza, perché non si ferma mai e quindi non aveva dei clienti semplici, perché da quella parte Vigna spinge molto, perché c'era Mkhitaryan che è stato ampiamente annullato, ma molti di questi giocatori hanno dovuto guardare anche i nostri, per questo è stata una partita a specchio, risultato a specchiato degli occhiali, perché c'è stato molto rispetto dell'avversario sia da parte del Napoli sia da parte della Roma. Comunque Di Lorenzo resta una partita, una prova positiva, oltre che positiva veramente ottima anche quella di Rachmani, perché poi nella sua semplicità, no? il difensore semplice che non deve fare cose incredibili. Però io sottolineo una cosa che rispetto a Manolas me lo sta facendo preferire: quando riceve il pallone Rachmani, i modi in cui poi si imposta il corpo e poi la va a smistare mi sembrano più fluidi rispetto a quelli di Manolas. Quelli di Manolas mi sembrano sempre un po' macchinosi, faccio un passo in avanti, un passo così, sempre ti chiama quasi il pressing dell'avversario, mentre Rachmani non mi dà questa sensazione. K2 per me ha fatto una buona partita sia nel primo tempo che nel secondo. Nel secondo io devo ricordare un 4 contro 3 della Roma dove ci mette una pezza K2, e quindi lì veramente importante, non ci dobbiamo dimenticare niente, come non dobbiamo dimenticare i clienti scomodi che aveva Mario Rui dalla sua zona, perché incontrava uno Zaniolo che era molto cercato dalla Roma, fisicità e tecnica, quindi tanta problematica, e con la catena Mario Rui Insigne, c'era Zaniolo Karsdorp, c'era tanta fisicità e si poteva soffrire tanto. Per me Mario Rui si è destreggiato bene, ha fatto quello che ha potuto. Qualche volta che veniva sovrastato fisicamente, poi c'era un occhio vigile di Koulibaly, quindi bene in difesa, tutti positivi. Fabian per me non dico il top della squadra, perché se lo deve giocare con Anghissà, che erano veramente ovunque, però Fabian dobbiamo sottolineare il lavoro che sta facendo di aiuto della difesa quando se lo prendono. E ovviamente c'era un Cristante che andava molto, c'era la doppia marcatura quasi di Pellegrini e Cristante che insomma dovevano tenerlo d'occhio, e quindi c'era poca regia da fare. Ma anche come scelta il Napoli tentava molto, soprattutto nel primo tempo, di andare diretti su Osimhen, il che potrebbe essere anche un po' di frenesia ad un certo punto, e Spalletti lo dice anche nel post partita che c'è stato un 15 minuti dove non gli è piaciuto tanto la gestione della palla, perché si poteva palleggiare di più e farli venire fuori. Ma Mourinho è stato quello Mourinho, non è l'ultimo arrivato, non li faceva aggredire forti in questa zona, stavano lì, aspettavano più il passaggio nostro, ma non c'è stata una pressione feroce sui nostri difensori, lasciandoci quindi anche alcuni passaggi semplici ce li lasciavano fare, e poi si compattavano tutti nella zona di centrocampo, dove ha sofferto un pochino di più Zielinski, perché sta ancora rientrando nella condizione migliore, ancora questo ruolo un po' ibrido di cui stiamo parlando da diverse partite. Zielinski stava proprio bene qua, e dobbiamo vedere se Spalletti decide con coraggio di tornare al 4-2-3-1 seriamente, quindi dall'inizio della partita, e vedere uno Zielinski subito a ridosso di Osimhen, perché se tu fai la pallata ad Osimhen e i difensori riescono ad anticiparlo, se Zielinski è più qua è più facile che si possa recuperare in alto la palla. Se invece stai qua, perché? Perché si sono fatte le preventive, ragazzi. È il discorso che noi abbiamo imparato a conoscere con Gattuso l'anno scorso, lo dobbiamo riproporre con Spalletti. E che Kill teneva paura, Spalletti invece è un grande allenatore che sa come gestire.
E la realtà è questa, è che nessuno vuole perdere, allora tu devi comunque tenere un occhio all'avversario. Se pensi di essere da solo in campo ti sbagli, e non è proprio così che funziona. Quindi Zielinski forse è quello che si può, come brutto, top e flop, è proprio brutto, però purtroppo è quello che meno è il risultato brillante della gara, anch'essa monumentale dappertutto, si era pure procurato il rigore che non ci hanno voluto dare, ed era ritornato a fare una partita in crescendo, le famose partite di Anghissa in crescendo, dove mano a mano scendono di livello tutti gli altri avversari e lui sale, quindi non aveva grande bisogno anche di riposare. Evidentemente quello che ci ha detto Spalletti, certi giocatori hanno proprio una fibra muscolare diversa. Politano e Lozano entrambi questa volta non incidono più di tanto nella partita. Politano il solito lavoro, insomma, e rientrare sul sinistro. Gli è mancato, ecco, quella che io adoro di solito, l'andare in fondo al campo e crossare col destro, che di solito può essere imprevedibile. Gli è mancato quest'oggi. Insigne mi è piaciuto nei tocchi di palla, nei cambi di gioco, mi sembrava il solito piede caldo e preciso negli assist e nei cambi di gioco, però fisicamente secondo me ha sofferto molto la fisicità della Roma e non è riuscito ad incidere, e per me poteva anche essere sostituito prima, ve lo dico chiaramente. Ci potevi poi alla fine viene sostituito da Mertens, perché Mertens finisce qua ed Elmas finisce in questa zona, quindi con il famoso 4-2-3-1 di cui parlavamo prima. Però poteva uscire magari anche prima un pochino. Resta sempre il discorso di Spalletti che ha detto Insigne mi ha detto che ne aveva ancora di più e io lo lascerò di più in campo, però bisogna fare ad un certo punto delle scelte tecniche oltre che tattiche, e quindi secondo me in questa partita Insigne poteva essere anche sostituito prima. Non c'è problema a dirlo, cioè noi non è che stiamo attaccando il capitano se diciamo una cosa del genere, ci sono partite e partite. Qual è il problema? Vi siete dimenticati il like. Osimhen è un pericolo costante, anche quando non ha occasioni clamorose, ma catalizza tutto quelle che sono le attenzioni dei difensori e chiaramente mette in apprensione tutti. Il gol gli era anche riuscito, purtroppo in fuorigioco, spesso purtroppo in fuorigioco Osimhen ce lo siamo ritrovati, e sono stati bravi un pochino i difensori della Roma. Non possiamo sempre dare la colpa ai nostri se le cose non riescono, esistono gli avversari. Volendo fare un recap delle occasioni, signori, la Roma parte bene con un tiro di Pellegrini deviato, dopodiché il Napoli comincia a macinare anche con un po' di frenesia, ma creiamo qualche cosina lì davanti. C'è Politano con una punizione alta che in realtà non finisce in porta, poi c'è l'occasione per Abraham, quella è clamorosa senza dubbio, poi Zielinski che ci prova da fuori, il pallone finisce alto, Osimhen che tira alto ma era in offside, un tiro forte di Insigne che finisce alto e Insigne parato, un tiro debole. Che cosa confermiamo? Confermiamo che Insigne come simbolo di tutto il Napoli tira tanto, il Napoli tira tanto e produce poco, anche rispetto a numeri importanti come quelli di quest'anno. Il Napoli è a più 16, non voglio dire stupidaggini, quindi controllo. Le altre squadre, il Milan 22 gol fatti, l'Inter 24 gol fatti, poi ci sono 16, 15 la Roma, l'Atalanta, la Juventus, la Fiorentina 13, la Lazio 19 gol. Come 19 gol tiene il Napoli. I 19 gol sono i gol fatti, i 16 è la differenza reti, non sbagliamo. Di conseguenza, se andate a vedere, c'è un'altra squadra che ha fatto più gol del Napoli, che è il Verona, più 21 gol fatti. Quindi il Napoli, se vuole migliorare, se vuole così, deve fare più gol. Deve mantenere ovviamente l'ottima andatura della difesa, perché subire 3 gol è un'ottima media, però devi fare più gol, devi essere, come si dice, più cinico, più cazzim, più preciso, semplicemente devi trovare la porta. Quando il Napoli trova la porta, molti tiri centrali, alle volte invece ti va tutto bene. Insomma, è il calcio che noi analizziamo poi a posteriori, ma che fondamentalmente è questione alle volte di centimetri, il palo, la traversa di Osimhen, il palo sul cross di Politano, che poi alla fine Politano l'aveva
l'aveva presa quella cosa là, imbeccato da Fabian, ricordiamole tutte le cose, e quindi va bene così secondo me per una partita importante. Adesso però, adesso viene il bello, direbbero a Spalletti, perché adesso c'è l'esame, non era l'esame della Roma, non era l'esame Torino, non era l'esame Fiorentina, non era l'esame del Cagliari, della Sampdoria, del Venezia, sono tutti esami, gli esami non finiscono mai, diceva Edoardo, e adesso c'è un esame che è Bologna, perché il Bologna perde male col Milan, ma non meritava di perdere così, le 2 espulsioni avevano agguantato il risultato, e quindi noi dovremo stare molto molto attenti a vedere una squadra ferita, e Mihajlovic lo sapete che è uno di quelli che ci tiene tantissimo alla reazione proprio anche emotiva, ma è il filotto, perché se noi facciamo Bologna poi dopo dobbiamo fare il Verona dopo, ma dopo il Bologna c'è la Salernitana, ecco, Bologna, Salernitana e Verona, che sono 3 partite che sulla carta devi vincere, perché ci sono altre squadre che non nomino nemmeno, che avranno altri scontri diretti. Di conseguenza la realtà dei fatti della Serie A, con le piccole non ti puoi permettere nessun passo falso, perché poi negli scontri diretti una si ruba un punto di qua, un'altra ti fa perdere 2 punti di là, un'altra perde qua, un'altra vince là. La Lazio che toglie punti all'Inter, l'Inter che toglie punti, ci sarà anche il derby, la Juventus che si mangia, che toglie punti all'Inter anche lei, però poi dopo ci sarà il Milan. Insomma ragazzi, dobbiamo stare veramente, è emozionante. Ora a me, al di là del risultato, è un bel campionato che secondo me ci stiamo godendo, continuiamo a godercelo, continuiamo a far parlare Spalletti, che impariamo delle cose nuove e sale il livello, semplicemente questo poi è l'obiettivo, far salire il livello, saliamo di livello, saliamo sempre di più, se poi saliamo anche in classifica molto bene, ma quello è un percorso, non sono i fiaschi che si abboffano. In quale film da New York Valerio Fluido è tutto, non ve lo dico perché me l'avete detto, non lo devi dire tu, i fiaschi che si abboffano in quale film? Totò, dai. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.